Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo su Replay Teleuropa Network, siamo arrivati al 15 di marzo 2021, non c'è oggi Stella Battaglia, alla quale mando un carissimo e affettuosissimo saluto, impegnata fuori città. La salutiamo e io vado a salutare gli ospiti perché oggi ci saranno tante cose da dire sul Cosenza principalmente, che ha pareggiato a Salerno sabato alla Recchi per 0-0 pur in inferiorità numerica per l'espulsione ad inizio ripresa del centrocampista Petrucci. Parleremo della bella vittoria della Reggina per 1-0 contro il Monza di Boateng e Balotelli, poi avremo tantissimi ospiti come di consueto in collegamento con noi e poi nell'ultima parte parleremo di Crotone e anche della Serie C, del pareggio appunto della Vibonese di Roselli per 2-2 a Potenza contro Baclè e compagni. Baclè è andato a segnare anche questa settimana su calcio di rigore. Parleremo della vittoria del Catanzaro sulla Virtus Francavilla di Trocini per 1-0. Buon pomeriggio a Gianluca Gagliardi, già allenatore del Cosenza e della Triestina. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio, ritorna con noi Luca Pagliuso, ex dirigente del Cosenza Calcio. Grazie Luca per aver accettato l'invito. Buon pomeriggio e grazie a voi. Allora, io ricordo il numero, potete interagire con noi via WhatsApp naturalmente col 345 921 1221. Ringrazio Enzo Leonetti in regia e io direi, se siamo pronti, di andare a vedere che dite, i risultati. Vediamo questa classifica generale, vediamo come vanno le cose per la Reggina, come vanno per il Cosenza. I risultati di questa appunto giornata, ne mancano ora 10 alla fine punto del campionato e la classifica generale. Allora, Ascoli Venezia 1-1, Cittadella batte Pisa 2-0, Cremonese e Reggiana 3-0. A Frosinone il Brescia è passato per 1-0, Brescia nelle ultime 3 partite ha incamerato ben 9 punti. Poi Lecce batte Chievo Verona 4-2, Pordenone Pescara 0-0, Reggina Monza 1-0, Salernitana Cosenza 0-0, Spal Virtus Entella 0-0 e a Vicenza l'Empoli è passato per 2-0. C'è stato poi il secondo gol dell'Empoli su calcio di rigore, secondo in più, secondo Di Carlo non c'era assolutamente, tant'è che l'allenatore del Vicenza, che sarà martedì il prossimo avversario appunto delle Cosenza, è stato squalificato per una giornata. Allora andiamo a vedere subito la classifica generale. Al comando sempre l'Empoli con 53 punti, seguono a 47 Monza Salernitana, poi Lecce 46 insieme al Venezia, 44 il Cittadella, 42 Chievo Verona e Spal, 37 Pisa e Frosinone, con 36 punti Brescia e Reggina, 34 Pordenone e Vicenza, 32 la Cremonese, e qui entriamo nella zona calda. Reggiana 28, Cosenza 27, Ascoli 24, Pescara 23, Virtus Entella 21. Allora possiamo tornare in studio in attesa del collegamento e allora Gianluca, parliamo di questo Salernitana Cosenza, un giro a volo insieme a Luca Pagliuso. Un Cosenza ritrovato, il Cosenza di inizio stagione, con l'anima battagliera, una squadra che ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, di essere unita, compatta, ha lottato indipendentemente se era in 10 o in 11 dall'inizio fino al 96esimo, su un campo difficile ha reso nulla quasi la Salernitana. Il Cosenza il primo tempo ha fatto la partita, Franco, l'ha fatta sia in termini di gioco che in termini di occasioni rispetto alla Salernitana, che ha tirato, se non sbaglio, una volta in porta il primo tempo. Il secondo chiaramente è stato un po' sfalsato da questa espulsione, secondo me, ingiusta per via della prima ammonizione che è inesistente. Però nonostante questo il Cosenza non si è disunito mai, non ha dato mai l'impressione di soffrire la Salernitana, seppur ha avuto quella nitida occasione che ha fatto da palo con quella di Sciaudone. Alla fine il Cosenza ha meritato, anzi ai punti avrebbe meritato sicuramente l'intera posta in ballo. Sentiamo Luca Pagliuso. Allora Luca, Bakogu, peccato dopo 30 minuti di gioco è dovuto uscire per un infortunio, poi sentiremo il collega Marco Calabresi che per DAZN ha commentato la partita. Che impressione appunto ha tratto di questo Cosenza? Beh, aggiungere qualcosa all'analisi di mister Gagliardi è un compito arduo, perché il mister ha già, diciamo, introdotto tutti i temi e ha dipinto in breve l'andamento della gara. Bakogu era un giocatore che aggiunto nel mercato di riparazione, che doveva dare qualcosina in più nel reparto offensivo. Averlo, secondo me,
proposto forse un po' frettolosamente, derivava dal fatto della ricerca della squadra di trovare un po' di gol davanti. Il giocatore evidentemente dopo 20 minuti ha avuto questo infortunio che non sappiamo ancora se è grave o meno, e sicuramente lo perderemo per qualche giornata. Questo è un dispiacere. Dispiace molto, infatti. Dispiace molto perché era un giocatore da mettere in condizione, da aggiungere al reparto offensivo per cercare di sbloccare questo reparto. Poi la gara di Salerno ha dimostrato per l'ennesima volta che il Cosenza la partita la sa fare, la gioca alla pari con chiunque. L'allenatore, lo abbiamo già detto tante volte, gli va scritto il merito di costruire, di tenere in piedi un 11 sempre organizzato e sempre attento. È chiaro che ci mancano un po' sti gol davanti che ci consentono di vincere le partite e bisogna trovare il rimedio abbastanza in fretta. Eh sì, queste ultime 10 partite ci ricordano la fase post-lockdown dello scorso anno in cui il Cosenza accelerò alla grandissima e Occhiuzzi, insomma, poi alla fine andò anche sulle pagine dei giornali internazionali. Vediamo un attimino se abbiamo in collegamento Marco Calabrese di DAZN che ha commentato la partita. Vediamo se dalla regia... Buon pomeriggio Marco, ci senti? Ciao, eccomi qua, perfettamente. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a te a DAZN per averci dato questa opportunità. Allora, hai commentato la partita tra Salernitana e Cosenza, che impressione hai ricavato di questo Cosenza di Occhiuzzi che è ritornato poi con la difesa a 3, ha inserito Bacogo, ne abbiamo appunto parlato, peccato perché poteva essere utile, ora ci vorrà sicuramente dopo la sosta per rivederlo in campo dopo l'infortunio muscolare. Allora, ho visto una squadra viva, assolutamente vogliosa di provare a vincere la partita anche in 10 contro 11, quindi sicuramente segnali positivi. Pesa quell'infortunio a Bacogo, anche perché parliamo di un attaccante che l'avevo visto discretamente nella prima mezz'ora, cioè 2 settimane fa sembrava ancora un po' indietro nella condizione. È chiaro che lavorando su un fisico così prestante la condizione andava via via crescendo. Questo stop chiaramente rallenta tutto, però ho visto un Cosenza che non si è arreso nonostante l'uomo in meno. Poteva perdere la partita perché c'è quella grande parata che fa Falcone su Kean, ma poteva anche vincerla. Resta l'astinenza da gol, però è una squadra che secondo me torna da Salerno con tante certezze, e una in più anche in difesa, perché parliamo molto di quella che è stata la situazione offensiva con l'infortunio a Bacogo, ma il problema che si è presentato anche prima della partita con l'infortunio di Schiavi, già con Idda e con Tiritiello squalificati, avrebbe potuto creare ancora più problemi. Invece il Cosenza chissà che non abbia scoperto questo ragazzo, questo Anzulas. Ho letto anche molti siti, molti quotidiani a Cosenza hanno giustamente dato merito a questo ragazzo greco che si è trovato a mezz'ora dalla partita a dover entrare per la prima volta in campo. Se l'è cavata egregiamente, credo, e magari spero anche per lui che Occhiuzzi abbia trovato una rotazione in più dietro. Lo speriamo tutti, perché poi domani contro il Vicenza torneranno disponibili dopo la squalifica sia Idda che appunto Tiritiello. Senti un po', come inquadri questa lotta per evitare la retrocessione? Abbiamo visto che la Cremonese si è sbarazzata della Reggiana che in questo momento sembra un po' in difficoltà, perché tra Lecce appunto ha perso in casa con Lecce, ha perso e con la Cremonese 7 gol, insomma sembra che abbia subito un po' il colpo. Poi ci sono dietro il Cosenza, Ascoli e Pescara che cercano di risalire la china, e domani ci sarà questo scontro appunto tra le due ultime. L'ultima e la penultima. La vedo che adesso ci saranno 2 o 3 giornate con soli scontri diretti. Già il Cosenza entra in una fase decisiva, determinante. È chiaro che a 10 gare dalla fine tutte le partite diventano finali, come usano da sempre tutti gli allenatori e tutti i giocatori, ma davvero parliamo di quello, perché domani c'è Cosenza-Vicenza, c'è Pescara-Ascoli, c'è Entella Cremonese, nel prossimo turno c'è Ascoli-Cremonese, c'è Vicenza-Pescara, il Cosenza che va a Reggio Emilia, poi ci sarà Cosenza-Ascoli, poi Cremonese-Cosenza. Cioè, adesso i punti valgono doppio, perché non soltanto perché li fai per te stesso, ma perché li togli anche alle concorrenti. È una battaglia, devo dire. Io ho avuto modo di commentare nelle ultime settimane un po' tutte le squadre sì, questo volevo chiederti. della lotta a salvezza. Allora,
Mi manca soltanto la Reggiana, che sto vedendo, come dicevate voi, molto in difficoltà, e il Pescara è una squadra che sta prendendo pochissimi gol ma che segna poco, ha lo stesso problema offensivo del Cosenza. L'Ascoli sembrava essersi ripreso, poi ultimamente è ripiombato anche lui in una crisi abbastanza pericolosa, e io ripeto, lo dicevo anche la scorsa settimana, ne parliamo anche molto spesso con i nostri colleghi, secondo me la lotta per la salvezza potrebbe arricchirsi di qualche altra squadra, soprattutto tra quelle che non ti aspetti che possano dover combattere per la salvezza, e mi viene in mente e continuo a vedere in preoccupante discesa la situazione del Pordenone, che dopo l'infortunio di Dio non ha più trovato né punti né gol, e quindi è chiaro che la Cremonese con il 3-0 alla Reggiana si è tirata fuori almeno momentaneamente, si è creato questo solco di 4 punti tra salvezza diretta e zona play-out, però credo che nelle prossime 2 o 3 giornate sarà tutto più chiaro, perché ecco, abbiamo fatto un elenco, ci sono 5 o 6 scontri diretti. Avremo un quadro chiaro. Grazie come al solito per la disponibilità, Marco Calabresi di DAZN. Alla prossima, Marco. Grazie. A voi, sempre a disposizione. Grazie Marco, Ciao. grazie, buon lavoro. E allora andiamo a leggere qualche messaggio. Avanti così, avanti con grinta, cazzimma, no cattiveria, attenzione ai falli evitabili, furbizia perché vogliono farci retrocedere, dicono alcuni tifosi. La cosa che fa più pensare è che quando vogliono i giocatori danno il massimo, a Salerno hanno fatto un'ottima prestazione. Per quanto riguarda Mbakov, ecco cosa significa andare a prendere i giocatori fermi da un po' di tempo, dopo 20 minuti ha avuto problemi muscolari. Abbiamo solo 2 punti in più rispetto al giorno di andata, 10 contro 8, se non si cambia passo subito non possiamo salvarci, cominciamo da domani col Vicenza. Una domanda per Luca Pagliuso, ecco, io le leggo in diretta Luca perché stanno arrivando sul mio cellulare. Secondo la tua esperienza cosa avresti fatto per raggiungere la salvezza se fossi stato oggi diciamo al vertice del Cosenza con tuo papà? Buongiorno, volevo dire una cosa, Chiuzzi ogni volta che fa pari lo vede entusiasta, non ha capito il caro Roberto che con i pareggi e sconfitte come facciamo il prossimo anno andiamo a giocare in Serie C a Catanzaro. Gli voglio dire un'altra cosa, giochino offensivi in campo, no? Come fa lui, gioca per non prendere eccetera eccetera. Vabbè, abbiamo capito che non si porta, i pareggi non portano a nulla. Rispondiamo a Bruscagin. Bruscagin è il difensore praticamente del Vicenza che nel post partita dopo la sconfitta con l'Empoli ha dichiarato ai microfoni di DAZN, dice ci andiamo a riprendere i punti lasciati in casa con l'Empoli, e questo signore dice compagni da Bruscagin tutto il Vicenza per come si meritano questi gradassi tra virgolette di turno, dobbiamo difendere a tutti i costi la categoria. Lupo Carlo. Anzolas in grosso legittimo senza voler facile entusiasmi, a me pare che se si vuole abbinare dei buoni marcatori alla tanto di moda costruzione dal basso credo che questi 3 siano i migliori. Poi buonasera, basta con le polemiche o per le critiche negative e oggi tutti uniti forza Lupi, e che questo è il discorso che arriva anche da questa nostra trasmissione. Poi c'è un post di Elio Principato che è uscito fuori praticamente una polemica forse di troppo contro alcuni calciatori, contro Chiuzzi, quindi che le polemiche poi avvengono all'ambiente. Noi siamo qui per cercare e siamo d'accordo su quello che ha detto anche questa mattina Chiuzzi, l'allenatore del Cosenza alla vigilia. Gradirebbe che tutto l'ambiente appunto rimasse in un'unica direzione perché la situazione è delicata, l'ha spiegato anche il collega Marco Calabresi, la squadra è viva, solitamente poi anche il preparatore atletico Luigi Pincente è uno di quelli che spinge e accelera al momento opportuno, lo salutiamo insieme allo staff tecnico, sappiamo che sono in ritiro i giocatori del Cosenza. Quindi se si spinge tutti in un'unica direzione, l'ambiente fa quello che deve fare, insomma nulla è precluso a questo Cosenza, così come lo è stato nella stagione passata, prima il mister e poi Luca. Sì, è chiaro che, voglio dire, poi bisogna capire come va inquadrato, cioè queste polemiche da dove escono e perché escono. Se uno si aspettava... Ecco, no, Elio Principato in sostanza dice che non partecipa più, lo salutiamo, se mi date un attimo la telecamera, a nessuna trasmissione perché si è sentito offeso proprio per queste polemiche che ci sono state, che non ci appartengono per carità, me lo ha chiesto lui di leggerlo, io dico solo ed esclusivamente lo salutiamo perché poi... Sì, insomma... noi dobbiamo semplicemente dire che il campionato del Cosenza Franco quale doveva essere. Bravo. Secondo me doveva essere questo. Perché se qualcuno si è illuso o è stato illuso di un campionato diverso, vuol dire che evidentemente non ricorda da dove siamo partiti, che il campionato doveva essere ed è di qualità superiore rispetto a quello dell'anno scorso.
Chiaramente non siamo stati né fortunati né felici nell'andare a trovare qualcosa che ci potesse far fare quel salto di qualità, e magari ecco, questa vendemmiata di pareggi deriva anche dal fatto che manca sempre quel famoso cecchino lì davanti. Nel calcio non si inventa nulla, io penso che Roberto stia facendo un ottimo lavoro, sta proseguendo un ottimo lavoro sulla scia dell'anno scorso e sta ottenendo il massimo da quella squadra che ha a disposizione, che non è una squadra, attenzione, da ultima in classifica, ma è una squadra che deve lottare con tante alte per salvarsi. Luca? Sì, c'è poco da aggiungere, è così, le polemiche poi dopo lasciano il tempo che trovano, rimanendo al tema calcistico e a quello che... Sì, qui parliamo principalmente di calcio, era giusto, è stata fatta una piccola digressione. Intanto ringraziamo tutti i tifosi che ci danno attenzione e rispondiamo alla domanda che mi era stata fatta poc'anzi. Sì. Cosa avresti fatto in sostanza? Avrei cercato, come spesso è stata nostra caratteristica, di dare alla squadra quel qualcosina in più che probabilmente avrebbe consentito la risoluzione dei problemi davanti, senza nulla togliere agli altri attaccanti che comunque hanno dimostrato di essere tutti dei buonissimi giocatori, però il Cosenza è abituato storicamente ad avere il giocatore da 20 gol all'anno. Se partiamo da Marulla in poi, Marulla è stato il principe dei nostri cannonieri, ma abbiamo avuto Padovano, Savoldi, Zampagna, Guidoni, Giovanni Pisano e quant'altro, Lucarelli. Voglio dire, lì serve quel giocatore che poteva trasformare l'ottimo e il brillante lavoro della squadra attraverso l'incasso dei 3 punti volta per volta. Purtroppo questo evidentemente non si è potuto fare e dobbiamo sperare che Mbakoku e Trotta ci diano una mano, nel senso che sono dei giocatori inseriti a gennaio e dobbiamo aspettarli. Questo è quello che io penso. Ci sono ancora tantissimi messaggi, si stringono molti tifosi intorno ad Occhiuzzi, ad Angelo Corsi e a Carretta. Chiedo anche ai giornalisti di unirsi a noi in questo messaggio forte, perché vanno condannati fortemente questi signori che insomma hanno... purtroppo l'ambiente in questo momento, quando non arrivano i risultati, il Cosenza è una situazione, poi ci sono i leoni da tastiera che si scatenano, lo abbiamo detto, mentre invece vado a leggere di buon grado: buonasera, basta con le polemiche o per le critiche negative, oggi tutti uniti forza lupi, a Salerno meritavamo di più anche in 10, vedi il palo di Sciaudone che ancora trema, contro il Vicenza comincia il nostro vero campionato, ma vedo una squadra vogliosa. Salve, una buona partita Salerno del Cosenza, dobbiamo fare almeno 4 punti tra Vicenza e Reggiana. Se avete visto la mancata espulsione di Ronaldo, che ha ottenuto il cartellino giallo a Cagliari con la prova televisiva, non dovrebbe essere squalificato come Tiritielli, è stato squalificato per la presunta bestemmia, per blasfemia. Anche un altro giocatore è stato squalificato in Serie A l'altro giorno. Una domanda a Luca Pagliuso: se gli piacerebbe entrare in società e aiutare il presidente Guarascio alla causa del Cosenza? Ecco Luca, ti vedono qui, magari molti fanno queste domande, ma so che tu non sei assolutamente interessato. Tu sei interessato ad Allegri, diciamolo francamente, dai. No, questo non è una risposta. Io sono uno che segue il calcio con piacere e con amore, e per cui non mi sento neanche di essere la verità assoluta. Credo che Guarascio, l'abbiamo sempre detto anche da questa diciamo emittente, Guarascio gli va riconosciuto il merito assoluto di aver riportato il Cosenza nella categoria che appartiene alla città di Cosenza, e c'è da dire però, ho sempre aperto una parentesi, che il lavoro dei presidenti non va a tempo indeterminato. Quando un presidente fa bene, raccoglie in base ai risultati che ha raggiunto, poi deve continuare a far bene, perché se non continua a far bene il tifoso dimentica e si arretra automaticamente, per cui Guarascio non può pensare di essere continuamente beato dai tifosi quando la squadra è da 3 anni che è terzultima in classifica fissa, per cui è giusto che anche Guarascio si prenda delle critiche e risponda con il lavoro e con i risultati. Non ci sono critiche a prescindere nei confronti del presidente, così come ai nostri tempi, quando il Cosenza era primo in classifica e lavorava per la Serie A,
era giusto che ci venissero riconosciuti i nostri meriti. Quando c'erano delle annate disgraziate, come tu ricordi, le contestazioni erano acerrime. Come no? Noi non ci siamo mai lamentati. Fare il presidente purtroppo... C'è da scrivere un libro. Allora, Cittadella del Capo, Cosenza e Celico condannano i gesti eccetera eccetera, lo abbiamo già detto. Dunque c'è una minima speranza di rivedervi altri tifosi. Salve, volevo fare una domanda al signor Luca Pagliuso, ricordo con affetto la gestione del Cosenza, c'è un domani possibilità, io dico mai dire mai, non lo so tu, no, non ci sono i presupposti, no. Ok, andiamo avanti e allora ci chiedono, ecco, anche qui di vedere gli highlights della partita di Salerno. Enzo Leonetti, se abbiamo gli highlights possiamo far vedere lo 0-0 maturato alla Rechi tra la Salernitana e il Cosenza, grazie. Il Cosenza con cuore e determinazione rosicchia un punticino alla Rechi di Salerno, disputando quasi un tempo in inferiorità numerica. La sfida si gioca sul filo dell'equilibrio sin dalle battute iniziali, con continui capovolgimenti di fronte. La squadra di Occhiuzzi è propositiva nonostante le tante assenze, il forfait poco prima di scendere in campo dell'ex Schiavi, al suo posto l'esordio di Anzulas. Tante le occasioni per gli ospiti, prima Sciaudone spizza di testa sul piazzato di Petrucci, il pallone sfiora il palo, poi al 19esimo punizione battuta da Tremolada, arriva Iozzi sul secondo palo e prova a rimetterla in mezzo, ma la difesa granata sbroglia. Al 23esimo Lupi ad un passo dalla rete, incursione da sinistra di Crecco, cross tagliato al centro e Mbakogu non arriva per un soffio all'appuntamento con il gol. Alla mezz'ora Occhiuzzi costretto a sostituire Mbakogu per un problema muscolare con Carretta. Il Cosenza ci prova a sbloccare l'inizio del match. Al 35esimo Belek ci mette una pezza sull'incornata ravvicinata di Iozzi. Ad inizio ripresa i Lupi restano in 10 per il secondo giallo al Petrucci. La squadra di Castori allora prova a vincere la sfida, ma è Falconi ad opporsi agli assalti avversari. Al 27esimo è miracoloso sul tiro a botta sicura di Kane. La risposta dei Silani è affidata a Sciaudone, che ci prova dal limite dell'area, ma la sfera si infrange sul palo. Dopo 5 minuti di recupero il match termina sullo 0-0, un punto prezioso per il Cosenza che fa morale in vista della sfida di martedì al Marulla con il Vicenza. E quel signore che abbiamo visto inquadrato, Volpi di Arezzo, che sul finale poteva dare anche un giallo, se non il rosso, al signor attaccante della Salernitana, perché poi su Anzulas la gomitata c'è stata, l'abbiamo vista tutti attraverso le telecamere di DAZN, Diurici mi pare che fosse, no? Ok, allora andiamo in pubblicità, ci fanno segno, siamo pronti e ritorniamo tra qualche minuto. Grazie, restate con noi. Allora, la seconda parte di Replay, 15 marzo 2021, ma arrivano tantissimi messaggi, vado a leggere perché li commentiamo in studio con i nostri ospiti, che ripeto sono già il mister Gianluca Gagliardi e Luca Pagliuso, già dirigente del Cosenza Calcio. Purtroppo la sola prestazione della squadra non è più sufficiente perché gli arbitri continuano a dare addosso al Cosenza, diventa così difficile salvarsi. È nota a quanto ammonta il diritto di riscatto Anzulas? No, questo onestamente non lo sappiamo. Allora, ci rendiamo conto, qui è una provocazione, ma abbiamo una delle migliori rosse di calciatori di Serie B, nemmeno l'embolo di giocatori di categoria che è il Cosenza. Secondo me con un allenatore diverso si poteva lottare per altri scopi. È sempre contento Chiuzzi dei pareggi, ma vedi che caro mister ci sono pure le vittorie, ma questo lo sappiamo tutti. Il palo di Sciaudone per i vecchi tifosi ci ricorda quello di Lombardo in Cosenza Udinese. Se il Cosenza vuole salvarsi deve fare poche polemiche anche tra noi tifosi, tutti uniti, squadra, società e tifosi, alla fine la salvezza arriverà come l'anno scorso. Poi la salvezza passa dai prossimi 4 scontri diretti, ne ha parlato Marco Calabrese poco fa di DAZN, di cui 3 in casa, e la corsa va fatta anche sul Pordenone. La nostra differenza gol è da mezza classifica, forza e coraggio e poco disfattismo. Ne leggo un altro, forza Cosenza, forza Guarascio, hai pensato a vendere la società? Cosa ne pensate dell'ottima prova di ingrosso da centrale di difesa? A mio parere il migliore centrale che abbiamo nell'impostazione del gioco. Allora, ce ne sono tanti messaggi, l'assunto lo avete percepito. Mister Gianluca Gagliardi. Allora, partiamo dall'ultimo, riguardo sì, di Rosso. Partiamo di problemi calcistici. Ha fatto una partita di personalità perché veniva da quel brutto errore e quindi poteva anche pagarne dal punto di vista emotivo. Io rimarco la prova dell'intero reparto del Cosenza perché non si è mai disunito, ha sempre tenuto la squadra corta sia quando era in fase di possesso che in fase di non possesso.
riusciva ad uscire bene nella costruzione, fin dando l'azione a destra per poi uscire a sinistra con legittimo, quindi vanno fatti i complimenti. E qua, ecco, rimarchiamo il discorso di prima: se questi pareggi o quello di sabato contro la Salernitana debba essere guardato come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. In generale è così, ma riguardo alla prestazione di sabato sicuramente non si poteva pretendere di più, ma si poteva ottenere di più con un po' di fortuna. Luca, ti chiedono ancora il discorso di prima, non l'abbiamo ripetuto, il solito refrain, già la risposta l'hai data. Ciao a tutti, vorrei fare una domanda per mister Gagliardi. Pensa che la prestazione di sabato contro la Salernitana sia dovuta alla determinazione messa in campo da calciatori tipo Sciaudone e anche gli altri? Per questo signore Sciaudone è uno dei migliori. Domani schiererebbe Trotta contro il Lanerossi Vicenza anziché qualche altro tipo Carretta? Allora, io ho sono detto delle scelte del mister un queste. Collega tuo, Franco, che ieri il Cosenza, sabato il Cosenza si è rivista quell'anima, quella, e lo ha detto anche il Chiuzzi, di alcuni, quella condizione psicofisica in alcuni elementi fondamentali, tra i quali innanzitutto Sciaudone è legittimo, che venivano da un periodo un po' distante proprio perché hanno tirato abbastanza la famosa carretta, come si dice qui a Cosenza, ma si giocava a Salerno, non ce lo dimentichiamo. È vero che probabilmente la Salernitana non ha fatto una delle sue migliori prestazioni, è mancata secondo me nell'aspetto proprio agonistico di una squadra che vincendo si portava a 2 punti dalla prima, addirittura secondo in solitario. Bisogna continuare su questa scia, ricordando che è vero, bisogna fare qualche risultato pieno, ma bisogna anche ricordarci che quando si è cercato di fare troppo poi si è ottenuto ancora meno. Buon pomeriggio, un appello ai nostri meravigliosi tifosi: non abbandonatevi in polemiche, non ascoltate i denigratori, perché non sono veri tifosi ma solo persone che sono abituate a criticare. Sempre e comunque forza Lupi. Buon pomeriggio, grande Luca Pagliuso, un'analisi perfetta la tua. Ti chiedono come vedi la zona retrocessione. La stessa domanda che ho posto poco fa all'amico appunto Marco Calabresi. Beh, il campionato di B alla fine è il solito campionato di B, rispetto alla B che ricordo io è una B che propone meno qualità, perché al nostro tempo, diciamo, giusto per fare dei riferimenti, le squadre tipo Torino, Napoli, Sampdoria, Genoa, il campionato era un campionato ricco di valori e ricco di calciatori importanti. Sì. Con il tempo la B ha abbassato in generale il livello della qualità dei giocatori. Se voi ricordate le partite Cosenza-Napoli, Cosenza-Sampdoria, Cosenza-Torino, Cosenza-Chievo, erano condite da calciatori importanti. C'era Sguocchi in Serie B che faceva 30 gol all'anno, ma trovavi l'attaccante importante nelle squadre che dovevano vincere. Lo stesso Cosenza proponeva Savoldi e Zampagna, proponeva Lucarelli e Marulla, cioè era una qualità diversa e le partite erano più gradevoli, sinceramente. Oggi è un calcio diverso, dove secondo me, al di là dell'attenta lettura di mister Gagliardi, che ricordiamo è stato un allenatore del Cosenza, soprattutto alle prime annate del presidente Guarascio, e bisogna dargli il merito di averci fatto comunque divertire in un campionato, diciamo, di basso livello per i valori del Cosenza. Quindi al di là della lettura di mister Gagliardi, devo dire che la partita di B, per stringerla oggi, sì, la differenza la fanno gli attaccanti, cioè quelli che realizzano, perché poi gioco se ne vede comunque poco. E il Cosenza è molto bravo ad aggredire e a soffocare la costruzione del gioco dell'avversario. Questo frutto del fatto che è una squadra brillante fisicamente, è una squadra ben organizzata. Però poi per vincere ci vogliono i gol. Bravo. E i gol purtroppo fino alla metà campo avversaria c'è il lavoro dell'allenatore, poi ci vogliono i giocatori. Perché un allenatore può essere bravo quando vuole a dare le combinazioni davanti, a far incrociare le punte, ma se non fai gol il lavoro dell'allenatore è finito, poi ci vogliono le punte. Se non hai le punte non vinci, questo è il mio. Benissimo, allora vediamo se dalla regia abbiamo qualche battuta di Occhiuzzi appunto per la gara
che si giocherà domani alle 17 al Marulla contro il Lanerossi Vicenza. Vediamo se Enzo Linetti, che ringraziamo per la Loro regia. sappiamo, ma molte squadre che hanno fisicità comunque attaccano bene l'aria. Noi continuiamo per quello che si è fatto a Salerno, i ragazzi si sono comportati bene, l'attenzione è stata davvero alta, quindi contro una squadra fisica come la Salernitana è forte anche loro sui piazzati, quindi è fondamentale l'attenzione dei ragazzi. Sappiamo che nelle ultime 10 gare chi meglio di noi è abituato a affrontare questo mini torneo, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Per me era fondamentale ritrovare determinate cose che avete visto, ma la cosa più importante, ripeto, è l'attenzione in ogni attimo della gara. È quella che deve essere alta sempre la concentrazione, l'unità di intenti da parte di tutti è fondamentale. Sentiamo la fiducia di tutti e questo è importante perché è un momento dove bisogna stare tutti uniti per poter far lavorare la squadra in una maniera serena. Ok, mi pare che l'assunto appunto di Occhiuzzo è quello di essere tutti uniti, l'ambiente, far lavorare la squadra in maniera serena e tranquilla, perché poi sono 10 gare nel corso delle quali poi si deciderà il futuro e il destino del Cosenza. La prima risposta che ha dato Occhiuzzo era quella sulle palle inattive, che ho posto io proprio questa mattina, perché il Lanerossi Vicenza è una squadra che Di Carlo sfrutta molto bene queste palle inattive, e il Vicenza su calcio d'angolo ha realizzato ben 8 gol. Non so se è d'accordo lo stesso mister Gagliardi, che conosce molto bene Di Carlo, insomma, anche se domani sarà squalificato, ma non cambia nulla perché ci sarà il vice. Ricordiamo che Di Carlo è un allenatore che ha fatto tanta A. Tanta Serie A, infatti. Al di là di questo prepara benissimo anche le palle inattive, con i difensori in modo particolare, che quando scendono spesso e volentieri hanno fatto male. Se questo dovesse far da palio a qualche errore che abbiamo già visto invece da parte dei nostri difensori quando si è trattato di difendere sulle palle inattive, ci dovremmo un po' preoccupare. Invece quello che è da temere è l'intera squadra, perché vedi, anche il Vicenza è da prendere da esempio per quella che è la differenza tra il Cosenza e tante altre squadre in Serie B. Parliamo di una squadra che nel suo piccolo annovera 5 attaccanti che si chiamano Meggiorini, Gori, Longo, Lanzafame, Giacomelli e addirittura c'è Marotta. Allora, quanto tu metti questi contro il reparto che già numericamente non è della stessa qualità, capisci che insomma è giusto soffrire ed arrivare a questa salvezza con altre armi, che significa l'unione, significa la compattezza, significa sfruttare magari anche noi qualche palla inattiva che non riusciamo a fare probabilmente come dovremmo. Sento qualcosa in sottofondo, non so chi abbiamo forse Giusva Branca, eccolo qua, da Reggio Calabria. Sì, buon pomeriggio Giusva. Sì, buon pomeriggio a voi ragazzi. Grazie Giusva, noi stavamo mettendo così, come dire, stavamo facendo un'analisi approfondita di quelle che sono le situazioni attuali che sta attraversando il Cosenza, ma ci spostiamo subito a Reggio Calabria, perché la Regina, ottima prestazione, quella che ha fornito contro il Monza, è 1-0, e cosa possiamo dire Giusva, insomma? A questo punto, dal mio punto di vista è stata la migliore prestazione del campionato la Regina. Il risultato è anche bugiardo, perché la Regina è sempre stata in controllo, non ha rischiato quasi nulla, tranne un'occasione di Balotelli subito dopo il vantaggio Amaranto, ma soprattutto una Regina che tramite, devo dire, il lavoro di Baroni innegabile, e anche il fatto che a gennaio la società è intervenuta pesantemente, sono stati 9 o 10 gli acquisti, tutti di livello, la Regina si è al momento chiamata fuori che ha 6 punti dalla zona playoff, e adesso il giochetto comincia a farsi interessante. Alla lunga i valori vengono abbastanza fuori, no? Sì. E così, se mi posso permettere, mi inserisco
riferisco anche sul discorso del Cosenza, ci mancherebbe un po' qualcosa. No, mi sembra un po' ingenerosa la presa di posizione di una parte della piazza, perché il Cosenza lo si sapeva che è una squadra da battaglia, mi pare che il cuore non sia mai mancato, e che si sarebbe dovuta salvare all'ultima giornata. Ecco, il tifoso poi perde contatto con la realtà molto facilmente, in realtà. Mi sembra ecco, che vada coccolata un po' di più questa Cosenza, ecco, lasciamelo dire dall'esterno. Sì, vada coccolata, perché io sto leggendo tutti i messaggi, infatti ci sono tantissimi tifosi che dicono però se non si dicono le cose non si aiuta di certo a crescere, ma per carità di Dio non le diciamo. Una squadra che ha vinto cose vanno dette, vanno dette, tenete presente sempre ci mancherebbe altro, insomma, no? Che sono principalmente i protagonisti a sapere quello che non va, quindi vanno dette certamente. Se il Cosenza ha vinto una sola volta in casa finora un motivo ci sarà. Se motivo Luca Pagliuso sarà. ha avuto giocatori nell'era di Franco Scoglio, Buonanima, come Guidoni e Marulla, e il Cosenza retrocesse, un motivo all'epoca ci fu, o no? Ma naturalmente, c'è un discorso di chimica, c'è un discorso di presenza della società, c'è un discorso di annate dritte o storte. Per carità, dico che nel momento più importante probabilmente un po' più di unità farebbe bene. Le critiche, sai come ti dico, la critica si gioca il sabato, la critica fino a lunedì. È vero. Sente, la Regina poi dovrà giocare, mi pare, a Brescia, un'altra partita importante. La Regina gioca domani a Brescia, sì. E lì credo che sia uno spartiacque, perché una vittoria a Brescia proietterebbe la Regina all'inseguimento dei playoff, poi vai a vedere quello che succede. Invece una Regina sconfitta a Brescia la riporterebbe sempre a debita distanza dalla lotta salvezza, però ritengo che il discorso playoff potrebbe essere chiuso. La Regina è una signora squadra perché il presidente Gallo ha fatto quello che doveva fare a livello di programmazione e praticamente di acquisto di calciatori, cosa che hai detto tu. Questi sono altri tifosi che ci scrivono e lo leggo testè questo diciamo, messaggino. Sì. Poi voglio dire, il presidente Gallo, il club ha fatto anche numerosi errori in estate, perché se è vero come è vero che a gennaio la squadra è stata letteralmente smontata e rimontata, allenatore compreso, evidentemente qualche cosa non aveva funzionato, però diciamo che la disponibilità di cassa per fare questa cosa il presidente l'ha fatta, quindi grande merito a lui. Grazie a Giusva Branca. Grazie e allora voi, ricordiamo appunto questo... Ah, scusami, Giusva? Ah, andatevi, c'era una domanda forse che voleva porre... Pronto? La diciamo ugualmente. La diciamo ugualmente, sì, era Gianluca Gagliardi, mi ero concentrato su qualche altro messaggio. Delle formazioni ufficiali sabato, pensavo ci fosse un errore, quindi ho capovolto quelle che erano le riserve, no? Perché vedevo Denis, Menez, Mondalto, Edera, Lo Iacono, Del Prato, Liotti. Tiago Cionek. Che ho detto o c'è un errore o non ci possiamo lamentare assolutamente della classifica che occupiamo, perché se la Regina ha 36 punti con questo organico, se fosse solo per i valori, sì, se fosse solo per quello che sono stati gli investimenti, la Regina dovrebbe occupare una posizione di classifica ancora più alta. Vogliamo parlare un po' degli arbitraggi, considerato che l'unica partita che abbiamo vinto in casa è stata arbitrata da appunto una giacchettina internazionale, mi dicono qua, l'abbiamo già detto, degli arbitri che in effetti anche ultimamente il Cosenza, come dire, Petrucci prende il secondo giallo, mentre di Uric nemmeno il giallo, lo stesso fallo è stato fatto, no? Di Petrucci, sì, ma voglio dire, anche gli arbitraggi non è che per il Cosenza... siano stati... Franco, se la domanda è rivolta a me, la rispondo in modo molto veloce. No, la domanda io ti sto leggendo quelle che sono... Non si può commentare assolutamente, una partita non può essere una giustificazione dell'arbitro. Dico semplicemente quello che anche tu stesso un po' di tempo fa avevi sottolineato: serve alla B il supporto agli arbitri che hanno in Serie A, serve il VAR. Il VAR, non c'è dubbio alcuno. Dopodiché poi un arbitro può sbagliare la partita come la può sbagliare un giocatore, non è una discussione, sono cose preistoriche queste degli arbitri. Bisogna dare anche al campionato di Serie B il supporto della VAR e rendere la partita più omogenea, tutto qui.
Devono giocare i giocatori, i calciatori del Cosenza sempre con la stessa grinta, questa è la loro colpa al di là della scarsa qualità. Per esempio, volevo, scusa se ti interrompo, prego. Franco, il dottore Branca da Reggio Calabria ha dato un'indicazione molto corretta, Sì. dicendo è inutile criticare, la critica va bene dal sabato al lunedì e poi bisogna lavorare e aiutare la squadra. Giusto. Ed ha perfettamente ragione, però bisogna entrare anche nelle attese di una tifoseria splendida come quella del Cosenza, che è da 3 anni che è terzultima, che l'anno scorso si è salvata all'ultimo secondo, che 2 anni fa si è salvata alla penultima, che quest'anno è penultima, terzultima e quartultima dall'inizio del campionato. Io non voglio difendere i tifosi, per carità di Dio, perché quando, come dicevo testè poc'anzi, quando i nostri campionati erano sbagliati, io non potevo arrivare neanche in ufficio, perché voglio dire, c'erano sassaiole, non potevamo uscire dallo stadio, c'era di tutto, e ricordo comunque con piacere quel mondo, quell'ambiente. Cioè Cosenza era una piazza calda, dove i tifosi ti davano, ma se andavi male comunque ti supportavano e ti stavano con Ma questo penso che succeda. Oggi io non lo vedo tutto questo, quindi queste lamentele di queste critiche dove sono? Ai tempi nostri, ai tempi della buonanima di Marulla, quando perdevamo fuori casa per allenarci il martedì in casa, c'erano problemi, qua invece io critiche anche perché non c'è pubblico allo stadio. E per cui queste lamentele di ste critiche, dove sono ste critiche? Scusi, io non ne vedo critiche, quale critiche? E che deve fare il tifoso? Ti deve dire che hai ragione, che sei bravo? No, ditemelo voi. Puoi chiedere ai tuoi ospiti in studio, non sarebbe stato il caso di affiancare in questi ultimi incontri di campionato la figura di uno come Gianni Di Marzio, persona navigata e con grande carisma. Non è stato un azzardo far giocare Mbakogo dal primo minuto? Allora, cominciamo da questa seconda domanda. No, l'azzardo è stato prenderlo Mbakogo, voglio dire, era una scommessa che probabilmente staff e presidente hanno voluto fare sperando di riprendere quel giocatore che è stato negli anni passati. Ottimo giocatore quando stava bene. Io dico che bisogna essere fortunati in questi casi e purtroppo Mbakogo non lo è, nel senso che ha pagato lo sforzo, ha pagato probabilmente quello che è stato un richiamo di preparazione per lui e al di là dell'esame quello che uscirà fuori, voglio dire, le immagini sono eloquenti, si tratterà di un infortunio che lo terrà fuori almeno 3 settimane. Almeno. È vero. Senti, c'è una domanda, momento molto difficile, se l'attacco non segna sicuramente è un problema che riguarda il discorso dell'area tecnica, dell'allenatore e del modulo adottato e del sistema. Guarascio deve fare entrare altri soci, ormai siamo in Serie C, dice questo tifoso, la vede così, e ci vuole una nuova proprietà. Antonio da Senigallia, addirittura ci segnano Antonio da Senigallia. Se non ci fosse stato San Falcone, un grande portiere, il Cosenza sarebbe stato ultimo in classifica. Questo io vi leggo l'umore dei tifosi. Ma perché noi siamo bravi ad essere autolesionisti. Poi mi faccio, ti lancio a te una provocazione, nel senso che si esaltano sempre quei giocatori, come è successo negli ultimi anni, che tra l'altro non sono neanche di proprietà. Si evidenzia la prestazione come quest'anno di Falcone. Ieri Falcone ha fatto una parata, sì, determinante, ma parliamo solo di Falcone. Allora, se a me, allenatore, mi rimarcano sempre la prestazione del portiere, io mi devo preoccupare perché evidentemente subisco talmente tanto che evidenzio la prestazione del mio portiere e quindi questo non va bene. Bisogna evidenziare che magari un attaccante scaltro, l'attaccante d'aria, che si procura ogni tanto un rigore, che si procura ogni tanto quell'azione sporca, quella seconda palla, che crede nel rimpallo, insomma, che è quella figura che al Cosenza manca, perché ieri l'azione più eclatante, al di là del palo di Scialone, è stato il colpo di testa di Iozzi. Io penso che, senza voler offendere nessuno, Salernitana-Cosenza a punte invertite finisce 0-3 sabato. Qui ci dicono dunque, va bene, questo l'abbiamo letto, devono giocare con grinta, l'abbiamo letto. Ecco, è una domanda forse per entrambi. Salve, perché il Cosenza quando gioca dopo una settimana o 3 partite in una settimana fa delle ottime gare, mentre se gioca una sola partita fa delle ottime gare, mentre se gioca 3 partite in una settimana ha problemi di tenuta anche fisica? Forse perché abbiamo una media d'età fra le più alte della Serie B, intorno ai 27-28?
Mister Gagliardi, una Ecco, domanda da che per cosa può dipendere, mister? Ma non riguarda solo il Cosenza. Secondo me sono due le motivazioni. Una Eh. è quella che ho sottolineato prima, che è una condizione che il Cosenza ha sofferto nelle ultime prestazioni in alcuni giocatori e magari la settimana ha dato modo di recuperare un po' di più. La seconda invece è che questo Cosenza ha un'anima che è storicamente provata dagli anni di Guarascio. Quando sta per cadere puntualmente riesce Si ad alzarsi, ha quel colpo di coda e fa ricredere quelli che pensavano che fosse morto. Poi c'è l'altra e ultima, l'avversario. L'avversario di sabato mi ha dato l'impressione che ha pensato di gestire una partita che prima o dopo portava a casa e magari ha pagato questo. Vorrei chiedere agli ospiti in studio, al direttore segreto, se non si fosse fatto male il difensore Schiavi nel riscaldamento, avrebbe giocato il giovane Anzulas secondo voi? Vabbè, col senno del poi questo onestamente ha avuto un problema pure Rispondiamo muscolare. con una provocazione. Sì. È stato bene questo qua, è stato bene sia perché abbiamo scoperto questo giovane greco, sia perché ha ricombattuto ancora di più. Vedi, il fatto che sia stata un'improvvisata lo ha aiutato il ragazzo. Io non poi lo conoscevo perché noi giornalisti non possiamo vedere gli Esatto. allenamenti. Quello che non l'avevo mai di- visto in campo, per me è stata veramente una sorpresa in positivo. Quello che Anzulas. pagano i giovani molte volte è l'attesa, quindi poi l'aspetto caratteriale. Il fatto di essere stato tutta un'improvvisazione probabilmente lo ha aiutato. Vicenza e Reggiana vanno battute, altrimenti diventa durissima. Riflettiamo sui 10 pali colpiti, valgono almeno 6 punti persi, errore arbitrale a parte, la squadra è buona, alcuni tifosi meno. Vabbè, questi sono, diciamo, problemi di questi tifosi che scrivono. Buon pomeriggio, ma gli attuali tifosi conoscono l'era Pagliuso, ecco, ne è arrivata una per me. Quanti bei ricordi, Giorgi, Simoni, Zaccheroni, Reia, Mondoni, Conegri, Savoldi, Padovano, Marulla, Bia, Zampagna, e chi più ne ha più ne mette. Ci salveremo perché siamo lupi e perché abbiamo Donnarumma alias Falcone in porta, ne abbiamo già risposto. Vediamo ancora cosa ne pensa Luca Pagliuso insieme a Gagliardi della mancanza di un direttore generale. No, ma, Si può sopperire senza un ma direttore secondo me dal punto di Non è questo il vista problema. dirigenziale Trinchera l'abbiamo detto tante volte, è un dirigente globale, insomma, che riesce a dare alla società quello che occorre, nel senso che l'organizzazione tecnica gliela dà, l'organizzazione gliela dà, la personalità gliela dà. Mi sembra un direttore sportivo che abbia lavorato bene. Sinceramente, io l'ho già detto altre volte, per un direttore sportivo lavorare sempre con i paletti non è semplice. Ora, c'è da fare questa considerazione. Innanzitutto bisognerebbe chiedere a chi all'inizio dell'anno costruisce la progettualità della squadra qual è l'obiettivo. Ecco, perché spesso quando si parte in Serie B un dirigente dice punto a vincere oppure punto a salvarmi. Poc'anzi Gagliardi ha fatto una valutazione attenta, dice quando è partito il Cosenza, l'obiettivo del Cosenza era questo, cioè cercare di salvarsi Magari soffrendo. con qualche domenica d'anticipo, magari. È diverso invece quello che diceva, voglio richiamare un attimo il Giusva dottore Branca, perché lui giustamente dice la Regina è partita con delle valutazioni di provare a vincere il campionato e le ha sbagliate perché a gennaio ha smontato la squadra e l'ha rifatta. L'ha rifatta. Quindi le letture sono diverse. Il Cosenza è una squadra che deve provare a salvarsi, non è detto che ci riesca. Si deve salvare perché i valori sono quelli. Quanti gol abbiamo fatto davanti? Pochissimi. Gli Ozzi 2, 5. Carretta 4. Carretta 4, Trotta, E poi gli altri. e poi 2 Tiritiello. se non vai 16, 17, 11, 12 e non c'è 30 gol davanti, fai fatica a salvare. Capocannoniere gli Ozzi con 5 gol, a seguire Carretta 4, poi abbiamo Tiritiello 2 anche mi pare. E sono pochi, purtroppo speriamo che adesso riusciamo ad invertire la ultime 10. tendenza e sblocchiamo sti giocatori davanti per cercare di vincere, no non vinci, cioè, puoi giocare bene quando vuoi, finisci 0-0 e non vinci. Ti faccio vincere con un grande direttore generale. Pubblicità, restate con noi, grazie. La terza ed ultima parte si parlava anche a telecamere spente di quelle che potrebbe essere appunto la partita di domani del Cosenza e della Regina Brescia, del Cosenza contro il Vicenza. C'è una domanda per Pagliuso un po' provocatoria, che noi le leggiamo tutti, o almeno cerco di farlo io nei limiti del possibile. In 27 partite mai subiti gli avversari da parte del Cosenza, ma la piazza critica come faceva ai tempi della famiglia Pagliuso, come Di Marzio, quando c'erano Di Marzio, Giorgi Reia, Mutti, De Biasi, Mondoni, Coscoglio, per finire a Braglia, però a Braglia c'era naturalmente il presidente Guarascio, ci vuole equilibrio.
Buon pomeriggio, vorrei dire al signor Pagliuso che quest'anno il Cosenza Calcio è sempre stato tra il quartultimo. Tu che cosa avevi detto? Terzultimo, mi sono sbagliato di una posizione. E il sestultimo posto della Serie B, solo l'anno scorso il Cosenza è stato tra il terzultimo e il quartultimo. Purtroppo quest'anno i nostri competitors per la salvezza non si chiamano Juve Stabia o Trapani, con tutto il rispetto, ma si chiamano Cremonese e Reggiana. No comment, rivogliamo la famiglia Pagliuso al Cosenza. Ho rivisto la partita del Vicenza, il Vicenza vola, fanno un grande pressing, gli uomini di Di Carlo è una bella squadra, la classifica lo dice, sarà dura per noi, speriamo bene. Poi siamo anche sfortunati, eccetera, eccetera. Vediamo chi abbiamo al telefono. Buon pomeriggio, Gianni Di Marzio. Direttore. Pronto, ecco. Eccoci, direttore Di Marzio, si parlava proprio di te, eccolo qua. Si parlava di te, c'è Gianluca Gagliardi, c'è Luca Pagliuso, si parlava di questo Cosenza, abbiamo fatto un po' la radiografia a questa formazione di Occhiuzzi, così come abbiamo parlato della regina con l'amico Giusva Branca. Gianni, che Cosenza hai visto tu a Salerno? Inquadraci questa situazione di bassa classifica. Per me è sicuramente un punto importantissimo sotto tutti i punti di vista, innanzitutto naturalmente per la classifica, poi è una trasferta difficilissima, anche perché la Salernitana è una squadra che ambisce a vincere il campionato, e poi per il morale dei giocatori stessi. Sicuramente è un risultato che farà bene al Cosenza, e poi chiaramente deve dimostrare anche adesso in casa di poter mettere sotto lo stesso Vicenza, che è una squadra abbastanza forte, se vogliamo. A me quello che dispiace di tutto questo è che alcuni pseudo tifosi, che non sono tifosi, ma secondo me è vergognoso, questi personaggi che passano per tifoso, che fanno questi pettegolezzi, queste minacce ai giocatori, alle mogli dei giocatori, una cosa vergognosa. Questi andrebbero denunziati subito, ma proprio alla polizia postale, e mi meraviglio che la polizia postale non li abbia già identificati, perché non è possibile che un giocatore a Cosenza non è mai stato toccato da nessuno, né sul piano morale né sul piano fisico, quindi che non impangassero la città di Cosenza questi delinquenti, questi sono delinquenti. Ecco, questa è la cosa che mi fa più Gianni, rabbia. sono arrivate pure a te queste voci, perché ormai i social sono virali sulla rete, effettivamente ne abbiamo parlato, ha iniziato l'amico Elio Principato che per solidarietà verso Corsi, Carrette e Occhiuzzi non parteciperà più. Ma Franco, bisogna isolarli questi personaggi, capito? Perché fanno male alla città, all'immagine della città. Mi ricordi una volta dicevano addirittura che non volevano venire a giocare a Cosenza per questo e per quello. Non è vero, perché Cosenza oltre ad essere una bellissima città, è una città civilissima. Hai capito che c'è una storia non indifferente alle spalle. E infatti Gianni, qui si sta... La stessa università, no, ma io sono arrabbiato proprio. Sì Gianni, lo siamo un po' tutti, perché in effetti sono 10 partite, tornando al discorso sportivo calcistico, in cui insomma il Cosenza dovrà dire la sua, e quindi Occhiuzzi ha chiesto in conferenza stampa questa mattina unità di intenti, a partire dall'ambiente, a partire poi a continuare con la squadra, con i calciatori eccetera. Volevo sentire, e c'è Luca Pagliuso che alza la mano come se fossimo a scuola. È chiaro, quando sentiamo il maestro in modo così grintoso, grande... la memoria ci riporta indietro nel tempo, e sentire sempre Gianni così carico e vincente come l'impronta. Come lo sarà il Cosenza, Gianni è l'emblema della vittoria, è colui il quale a Cosenza ha vinto di più di tutti, sì. E quindi è rimasto legato e affezionato, per cui sentirlo ancora una volta grintoso e volitivo nei nostri riguardi, come se fosse qui con noi, insomma. È come se fosse il nostro primo tifoso già. Gianni è sempre il maestro, ricordate. È vero, direttore? È verissimo, ma io ti dico la verità, sono legatissimo, poi voglio ringraziare a Luca per queste belle parole. Per la verità io sono legato proprio alla città di Cosenza, ma non solo a quei ricordi, io sono legato proprio a una questione di DNA. Non mi sono mai fatto un tatuaggio, ma se mi dovessi fare un tatuaggio sulla mia pelle me lo farei solamente il Cosenza. Questo te lo dico con tutto il cuore, perché abbiamo vissuto dei momenti meravigliosi, ma tutti quanti. È vero. La città, i tifosi, gli amici, capito? Quindi onestamente sentire queste cose mi addolora. Adesso però giustamente, come dicevi tu, caro Franco, sì, e caro Luca, bisogna passare ai fatti, perché i pareggi non bastano più, i pareggi servono solo per il morale e per tenere sempre su un po' l'ambiente. Adesso bisogna necessariamente cambiare rotta e cercare di buttare questa maledetta palla in porta. Questa è la verità, bisogna fare gol.
Gianni, che partita è questa di domani contro il Lanerossi Vicenza, che tu conosci bene, di Carlo, conosci bene il Vicenza, abitando da quelle parti, insomma? Ma sai, se la vengono a giocare non la vengono ad aggredire subito, ti aggrediscono altri, li ho visti 2 o 3 volte, è una squadra di qualità, capito? Non è una squadra che all'inizio è partita anche con, diciamo, con dei programmi quasi di poter inserirsi per la vittoria finale, questa è la verità, perché d'altra parte è una società molto ricca, c'è il presidente Renzo Rosso è il presidente, Diesel, eccetera. Della Diesel, che non ha guardato a spese per comprare, diciamo, giocatori che potessero essere compatibili l'uno con l'altro. Di Carlo poi è un ottimo allenatore, come lo è stato un ottimo giocatore, quindi è un allenatore che se ne va a giocare tutte le partite e verrà a Cosenza a giocarsela. Purtroppo questo è un campionato molto anomalo, non c'è il pubblico che ti può spingere, allora bisogna raddoppiare sicuramente gli sforzi e metterla veramente sulla lotta, sulla grinta, sulla velocità, sull'intensità, stare un po' più attenta alla fase difensiva nei raddoppi, ma specialmente nelle ripartenze bisogna andare a 4, a 5, a 6, ma proprio come dei forsennati decisi a voler vincere e cambiare completamente, proprio, ma dico completamente per non dire veramente rotta. I pareggi non servono, basta una vittoria, e già ora ne ha preso 3 punti come se fossero 3 pareggi. Bisogna cercare di vincere, però non bisogna perdere, stiamo attenti. Ecco, quando non si può vincere ricordiamoci che non bisogna perdere mai. E sentiamo Gianluca Gagliardi per Gianni Di Marcio e poi lo liberiamo, dai. Sì, buonasera direttore. Brevemente, diciamo che ad oggi ci sono i 2 partiti, quelli che sono contenti per quello che comunque la squadra riesce ad esprimere, specialmente come con le prestazioni di sabato a Salerno, e tra quelli che invece badano al soldo e dicono sì, però siamo a 10 giornate alla fine, siamo a 5 punti dalla salvezza e ci dovremmo giocare il play-out ad oggi. Allora mi ricollego all'ultima frase che ha detto: per vincere chiaramente con i giocatori che ha a disposizione, io prima ho lanciato una provocazione, bisognerebbe cercare una via alternativa, che non significa necessariamente il bel gioco, ma la palla sporca, giocare sul giocatore avversario che più ti dà magari garanzie di successo e inventarsi qualcosa in aria, o la palla inattiva. D'accordo, direttore? No, certo, sono d'accordissimo, ma sulle palle inattive lo sappiamo benissimo, c'è un'altissima percentuale che ti dia quantomeno la convinzione, la certezza di vincere le partite. Le palle inattive sono determinanti, perciò dicevo bisogna inventarsi qualche cosa a tutti i costi. D'altra parte noi sapevamo che cambiare Serie B è così, e avevamo anche sollecitato il Presidente di fare un sacrificio, perché l'anno scorso è stato bravissimo Occhiuzzi e tutto il suo staff, che è uno staff che sono molto legati alla maglia e alla città, e quindi però non è che questi possono fare le nozze con i fichi secchi, bisognava fare un sacrificio e comprare 1 o 2 attaccanti quantomeno che ti avessero potuto dare, diciamo, la certezza di fare qualche gol per quelle che erano le loro caratteristiche. Ma d'altra parte questo non è avvenuto, non è successo, è stata una scommessa alcuni giocatori che sono arrivati, scommesse che io mi auguro che in queste 10 partite possano essere delle scommesse vincenti, perché ci possiamo inventare qualsiasi cosa, ma se la palla non la buttiamo dentro, o con le palle inattive, o con il gioco, o con gli inserimenti, o attaccando gli spazi, o facendo pressing alto, di questi pressing forsennati ma anche organizzato bene, il problema rimane sempre. Questo è il discorso. Questo deve essere, io ero convinto che la salvezza dell'anno scorso avesse dato un segnale decisivo alla società, capito? Invece purtroppo ho capito di no, e questo oggi ci pagano purtroppo la mancanza di non essere andato sul mercato di gennaio a prendere dei giocatori già pronti, perché se uno non sta bene, tieni il raffreddore, ti va a prendere l'aspirina, non è che va a prendere già un'altra medicina che ti porta a broncopolmonite invece di avere l'aspirina, quindi secondo me chiaro il messaggio. Dobbiamo stare tutti quanti vicino a questa squadra, fargli sentire il calore, la compattezza e non mettere in giro, in circolazione queste voci vergognose che dicevo prima. Questa è la prima, bisogna lottare prima contro questi personaggi e poi lottare in campo, quindi dobbiamo giocare su 2 fronti.
Grazie a Gianni Di Marcio e domani ricordo Cosenza, la Rossa Vicenza, Stadio San Vito Marulla alle ore 17. Grazie per essere intervenuto Gianni. Ciao, un abbraccio a voi, ciao Luca, ciao Gianluca. Grazie. Allora c'è l'amico Ettore Granato che manda un messaggio che vado subito a leggere. Saluta gli ospiti in studio, saluta il sottoscritto, ricambiamo. Voleva chiedere a mister Gagliardi se dopo la prestazione di Salerno lui confermerebbe il giovane greco Anzulas, ne abbiamo parlato anche prima. Domani comunque rientrano, hanno scontato la squalifica sia Idda che Tiritiello, poi Occhiuzzi in conferenza stampa ha detto che avrebbe valutato in serata con l'aria tecnica poi come stanno, perché bisogna giocare 3 partite in una settimana. Esatto, non vorrei essere banale, ma adesso a disposizione. Non vorrei essere banale, ma penso che Occhiuzzi sa benissimo chi dover far giocare, ricordando sempre che una partita, soprattutto se, ripeto e sottolineo, un ragazzo improvvisato la fa sicuramente bene, poi l'altra è la più difficile. Qui mi fanno delle domande, Regina da un altro pianeta, squadra da promozione, non lo dico io, lo dice chi conosce l'organico, calciatore per calciatore Piero da Vibo Valencia. Salve, potrebbe dire ai tifosi, signor Pagliuso, qual è stata la media stipendi? Qui entriamo forse in un... non so se... Ma io prima, Franco, permettimi una Prego. sottolineatura, sentendo Di Marzio... No, la media stipendi dell'era Pagliuso si riferiva, ma lì c'era ancora la lira, no? Mi sbaglio? E sentendo prima l'espressione usata dal presidente Pagliuso, mi viene in mente la differenza tra quel calcio e quello di oggi, che è banalissimo, la passione, il sentimento. Come no? Cioè si sceglieva di fare il presidente, si adorava fare il presidente perché si amava quella maglia. Poi al di là dei risultati, perché ripeto le stagioni sono state talmente tante e intense che tutte vanno sottolineate, ma quello che non esiste più, non a Cosenza, ma in generale, attenzione, non è una critica verso l'attuale società del Cosenza o verso Qui ci sono un sacco di tifosi che condannano questi gesti, sono d'accordo con Gianni Di Marzio, quindi è inutile che andiamo poi a ripeterle. Per quanto riguardava la media, questa è interessante perché poi sono passati tanti anni, se Luca Pagliuso vuole rispondere, qual è stata la media stipendi delle sue vecchie gestioni calcistiche? No, ma in realtà Gianluca... Insieme al papà, qual è stato lo stipendio più alto delle gestioni? Forse a Lentini? Franco, allora diamo una risposta intelligente. Sì, no, io ti leggo. Non entriamo nel merito di fatti privati, non è che io posso dire... ma sono dire... pubblici comunque. Sì, sono pubblici, io non ricordo neanche, però Gianluca ha dato una risposta intelligente. Sono cambiati i tempi. Molto. Allora, ai nostri tempi, e quindi parliamo di circa 15, 18, 19 anni fa, se il Cosenza soffriva, il presidente era colui il quale si sacrificava e cercava la soluzione per salvare il Cosenza, facendo dei sacrifici e comprando dei giocatori e ingaggiando dei giocatori importanti. Probabilmente i tempi sono cambiati, oggi un presidente è un attento gestore d'azienda che non gliene frega niente se il Cosenza è terzultimo o è quartultimo, come il tifoso poc'anzi è sottolineato. Ricordo al tifoso poc'anzi che io parlo da tifoso, non da addetto ai lavori. Quindi cambia poco se il Cosenza per 3 anni è stato terzultimo o quartultimo. Rimane il concetto, il Cosenza è abituato a vincere, non a perdere. E questa la differenza. E il Cosenza ha vinto. Quindi il tifoso che ha scritto perde tempo, perché parla con uno che è più tifoso di lui. Ora non so chi è, no, non ci sono, chi ha scritto è ben chiaro il concetto. Il Cosenza è abituato a vincere. È quella la mentalità. E Guarascio ha vinto una Coppa Italia, Guarascio ha vinto la DLC. Nessuno dice che Guarascio non ha vinto. Guarascio ha vinto e ha il merito di aver riportato il Cosenza in B, ma deve continuare. Non basta quello che ha fatto. Ok, buon pomeriggio a Claudia Berlingeri da Crotone. Vediamo, la vedo nel monitor. Buon pomeriggio Franco. Hai visto com'è elettrico l'ambiente a Cosenza, Claudia? Non so a Crotone com'è dopo questa ennesima sconfitta. Io conosco molto bene l'ambiente di Cosenza, visto che tu hai studiato qui da noi, infatti, all'Università della Calabria. Sì, Lazio-Crotone 3-2, eppure io avevo pensato ad un pareggio, sai? Peccato, sì, perché insomma il Crotone ha fatto la sua partita, ha cercato di tenere testa comunque ad una tra le squadre migliori a livello europeo, per cui insomma dopo aver recuperato le due reti prima... sempre con Simi, però insomma c'è stata l'occasione con Rispoli proprio chiara di passare in vantaggio. Purtroppo la Serie A anche questa, che quando lo so. Senti, mi chiedono, Claudio, una domanda per te, ma Rivière, no? Che fine ha fatto?
Beh, diciamo che in questo momento, Franco, con gli altri attaccanti che stanno andando bene... Preferisce Unas, no? Soprattutto Simi, che Stroppo ultimamente aveva messo anche da parte a favore di Carmine e di Unas. Quindi panchina per Rivière. Al momento sì, poi è chiaro che Cosmi è stato chiarissimo, durante la settimana fa le sue scelte in base a chi si allena al 100%, ha detto che comunque gli attaccanti stanno tutti in forma, è chiaro che Franco in 11 si scende in campo, quindi le scelte spettano a lui, in questo momento non puoi togliere né Simi né Unas né Messias. Senti, ti faccio una domanda tecnica, Claudio, perché sei molto brava. 3-5-2 per Stroppa, 3-5-2 per Cosmi. Ma cosa è cambiato? A livello tecnico-tattico diciamo poche cose, nel senso che con Cosmi non si riparte da dietro come voleva Stroppa, quindi si gioca più sul rilancio lungo. Sul rilancio, ho capito. Sì, e questo insomma con Stroppa ci è costato tanto caro la ripartenza da dietro, che puoi fare solo chiaramente con determinati giocatori. Che hanno i piedi buoni, insomma. Esatto, che tu non hai. Per il resto è cambiato diciamo poco, ma anche Cosmi ha potuto cambiare poco perché la squadra è stata fatta proprio per il 3-5-2. Infatti Messias, che tutti prima si lamentavano con Stroppa che doveva giocare più avanti alla porta, Cosmi ha detto esplicitamente che lui deve partire da dietro, meglio come mezzala, perché le volte che ha avuto davanti al portiere le ha sprecate per freddezza, probabilmente per poca freddezza sotto porta. Quindi, per poca lucidità, infatti. Esatto, quindi meglio sfruttare le sue caratteristiche partendo da dietro come mezzala, in modo che poi davanti Simi e Unas, che hanno più qualità da attaccante vero, da prima punta, possono sfruttare loro meglio le occasioni sotto porta. Grazie Claudia, ricordiamo Crotone-Bologna che si giocherà sabato alle ore? Alle ore 15. Alle ore 15, grazie per essere intervenuta con noi, grazie per la disponibilità come sempre. Grazie, buon pomeriggio, ciao Claudia. Allora, Enzo Leonetti, mi mandi il prossimo turno della Serie B, così leggiamo le partite. Ricordo che anche in Serie C ci sarà un turno infrasettimanale. Una partita si giocherà martedì, tutte le altre si giocheranno mercoledì. Ecco qua il prossimo turno della B, lo andiamo a leggere immediatamente, che siamo nei minuti finali. Brescia-Reggina, ne abbiamo parlato caro mister, caro Luca Pagliuso con Giusva Branca. Chievo-Verona-Frosinone, Cittadella-Salernitana, Cosenza-Vicenza, Empoli-Pordenone, Monza-Reggiana, Pescara-Ascoli, Pisa-Spal, Venezia-Lecce, Entella-Cremonese. E allora andiamo a parlare naturalmente, Gianni Di Marzio ci ha fatto già un quadro, ci ha detto che questo Vicenza è una squadra da prendere con le pinze, aggrediscono alti, fanno tanti gol da palle inattive. Che Cosenza domani pensi metterà in campo mister Occhiuzzi? Nessuno deve pensare al risultato di domenica contro l'Empoli, perché l'Empoli ormai è da considerare con un piede virtualmente l'Empoli che ha battuto il Vicenza. C'è Perina è un ex che va in panchina. Viceversa bisogna sottolineare che il Vicenza veniva da 5 risultati consecutivi, ultime 2 vittorie. È una squadra in netta crescita. Mi puoi fare qualche nome che ce lo chiedono, Gianluca, dei giocatori del Vicenza? Ma il Vicenza è una squadra fisica nella linea difensiva, è una squadra di qualità e quantità in mezzo al campo, ma soprattutto ha grande qualità da centrocampo a salire, perché ha 2 esterni, Giacomelli da una parte, ultimamente ha fatto giocare anche Lanzafame, giocatore di grande qualità. Davanti sta chiaramente facendo il turnover tra Meggiorini, Gori, Lonco, Marotta, insomma come giocatori di categoria. Bene, gente che vabbè, guarda, io ti faccio un nome, Van de Putte, ma è un giocatore che l'ho visto con l'Empoli, guarda, mi ha veramente, dico, ma io non lo conoscevo sto ragazzo, una mezzala veramente forte. Ma come sottolineava prima il direttore, il Vicenza è investito, Franco, comunque ha fatto una campagna interessante dal punto di vista economico, proprio dell'investimento, perché pensavano di fare un campionato medio-alto, anche se il programma è triennale per quello che sono le aspirazioni per arrivare alla massima. Vabbè, ma c'ha 34 punti, tu pensi che domani
Che partita prevedi? Tirata per entrambe le squadre? Dobbiamo ricordare sempre che non esistono partite facili in Serie B quest'anno, né tantomeno si può pensare domani vinciamo. Domani bisogna fare una prestazione attenta, accorta, con grande attenzione, ti ripeto, alle palle inattive, come abbiamo detto, perché è l'arma vincente di questo avversario. Luca Pagliuso. Ribadisco il concetto di prima, aggiungere a Gagliardi è sempre difficile, per cui ha già detto tutto lui. Io dico che domani, e sono convinto più che altro, più che faccio una previsione, vedremo il solito Cosenza ben organizzato, il solito Cosenza che tiene bene il campo. Dobbiamo provare a vincere, perché purtroppo vincere è quello che in questo momento serve alla classifica. C'è pure Rigoni, mister. Rigoni in mezzo al campo. Rigoni in mezzo al campo, Van de Putte, Longo, Giacomelli, Pontisso, Agazzi, poi c'è Yellow. Niente meno l'attaccante Yellow, quello che giocava nel Cesena di Castori. C'era sfuggito. C'era sfuggito Yellow, lo sto guardando adesso, Perina in panchina, Lanzafame che conosciamo, e insomma è una rosa abbastanza assortita. Che non vuol dire niente, poi alla fine si va in 11. Si va in 11, ma anche il Cosenza, dobbiamo dire che purtroppo il Cosenza non avrà ancora una volta per l'infortunio muscolare, non avrà Bacogu, ne abbiamo già parlato ampiamente, quindi che a disposizione dell'allenatore ci sono quei 23-24, compreso il terzo portiere Matosevic. Vedremo domani come schiererà la formazione Roberto Chiuzzi, se rientrano Id o Tiritiello, oppure darà ancora fiducia ad Anzulas, il greco. Poi in mezzo al campo bisognerà vedere per la squalifica di Petrucci. Tu cosa prevedi? Un tifoso mi ha scritto, dice, io al posto potrei optare per un discorso di Tremolada in mezzo al campo a fare da modi play. Potrebbe essere? Non è neanche da prendere in considerazione. Non è da prendere in considerazione. Perché Tremolada non ha una Secondo te giocherà Conè allora? Che è l'unico che è rimasto dei centrocampisti. Non mi sbilancio mai, ma mi piace dire che questa volta al 101% giocherà Conè. Per quanto riguarda invece, siamo in chiusura, Brescia-Regina? Brescia-Regina sono, tra virgolette, due delusioni per quelle che erano le aspettative nel campionato. Il Brescia sicuramente ha cambiato 5 allenatori. Il Brescia ha cambiato 5 allenatori. Il signor Clotet che viene dal Barcellona, dai ragazzi. Io parlo di inizio campionato, delusioni in base alle aspettative di inizio campionato, Franco. Poi il Brescia un po' ha mollato perché al di là delle pazzie di Cellino nel cambiare 5 allenatori, ha ceduto prima Torregrossa, poi lo stesso Sabelli, insomma aveva ceduto in estate anche Tonali, ha lasciato perché Milan. Ha capito che non poteva più portare a casa un campionato di vertice, però rimane una squadra di qualità, è sicuramente una partita bella da vedere. Peppe, siamo in chiusura, mi chiedono i tifosi, insomma, cosa vuoi dire alla tifoseria del Cosenza? Dobbiamo alla tifoseria considerate che sono 10 partite e si gioca il futuro. Bisogna fare i complimenti alla tifoseria del Cosenza, perché ho già detto in altri tempi che è una tifoseria matura, è una tifoseria attenta, è una tifoseria competente, è una tifoseria tifosa, molto tifosa. Che merita di fare questo benedetto salto di categoria. Purtroppo, ahimè, lasciami il tempo di dire che è l'unico cruccio che purtroppo ci portiamo dietro, perché abbiamo 4 volte sfiorato la Serie A e persa l'ultima giornata, ed è la nostra nota stonata non aver portato il Cosenza in Serie A, perché il Cosenza merita la Serie A. Speriamo che ci riesca Guarascio. Gianluca, cosa vuoi dire tu ai tifosi, visto che domani è una partita molto importante, che ricordo si giocherà al San Vito a Marulla contro il Vicenza di Mimmo Di Carlo alle ore 17? Ai tifosi c'è poco da dire, se non quello di isolare quelli che hanno voglia di dire cavolate, quelli che hanno voglia di dire cose che non c'entrano niente con il calcio. Sì, vabbè, ma le polemiche l'abbiamo detto, ormai contano i fatti, conta il terreno di gioco, e sostenere tramite questi social che si usano tanto i giocatori finti bene e non affinti male. Mi chiedono un'ultima cosa, così se ce la facciamo, Enzo Leonetti, se non so se abbiamo 1 o 2 minuti. Allora abbiamo finito, mi chiedevano di Trotta, ma poi me lo dirai la prossima volta di Trotta, vediamo se domani giocherà dall'inizio. Domani giocherà, secondo te domani giocherà? Ok, domani giocherà Trotta secondo mister Gagliardi. Allora è tutto per quest'oggi, caro mister, io ringrazio. È un'opzione per le palle native, Franco, ricordati, vista la sua fisicità. Benissimo. Si arrabbierà Occhiuzzi, perché come? Gianluca sta anticipando l'11, si arrabbierà Occhiuzzi. Si arrabbierà Occhiuzzi, e questo non lo sappiamo. Allora, grazie a Luca Pagliuso per aver partecipato, grazie al nostro giocatore
Gianluca Gagliardi, Franco, come al grazie a solito tutti. Gianluca è uno che viene spesso qui a parlarci dei problemi tecnico-tattici delle formazioni appunto calabresi, e io vi ricordo che andremo poi in replica questa sera alle 23, mentre con Replay e con Stella Battaglia, che salutiamo ancora una volta, ci rivedremo lunedì prossimo 22 marzo alle ore 15. Da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci, restate con noi. Grazie.